Avvocato Roberto Filocamo, lei è il difensore di Sergio e Francesco Bolognino. Sergio in particolare è considerato uno dei soggetti che ha trasferito un pezzo di 'ndrangheta in Veneto. Come si difende? Sì, Sergio Bolognino ha sempre negato questo tipo di accuse nei suoi confronti, in particolare ha negato con forza di appartenere e di avere legami ad alcuna organizzazione di tipo mafioso. Sergio Bolognino è venuto nel Veneto tanto tempo fa, tanti anni fa con la sua famiglia per lavorare e non aveva mai avuto condanne che riguardassero l'associazione mafiosa prima di quella di Reggio Emilia che riguarda la cosca Emilia, il processo Emilia che in qualche maniera è collegato all'odierno processo e quindi da questo punto di vista assolutamente ha sempre respinto queste accuse e ritiene appunto di aver cercato di lavorare, forse in alcuni casi aver commesso anche qualche reato, ma non reati di tipo mafioso, non per agevolare nessuna cosca mafiosa, né tantomeno quella dei Grandarati di Cutro, ma nemmeno altre. Ecco, tutto è iniziato un po' con l'impossessamento da parte dell''ndrangheta, secondo la pubblica accusa, di un'azienda di Galliera Veneta, la GS Scaffalature. Ci sono episodi di pestaggi e di estorsioni raccontate nel capo di imputazione, imputate proprio ai fratelli Bolognino. Sì, noi abbiamo avuto già in parte modo di descrivere le vicende in maniera diversa da come vengono contestate. Appunto la difesa di Bolognino. Bolognino ritiene che non si sia trattato di pestaggi, ma in particolare di uno scontro con il signor Venturin, con il quale si era creato un rapporto di tipo lavorativo, ma forse anche di amicizia, e che poi è degenerata a causa di visioni differenti, di comportamenti che uno contestava all'altro. Quindi per quanto riguarda la versione di Bolognino non si tratta di pestaggi, si tratta di uno scontro fisico nel quale peraltro penso che sia, come dire, in atti. Venturin era assistito da tutta una serie di altre persone, guardie del corpo, che aveva convocato per questa vicenda. Al di là di questo è chiaro che soltanto l'istruttore dibattimentale può chiarire queste vicende appieno, quindi attendiamo di poterlo fare in giudizio, dove riteniamo che sia la sede opportuna per chiarire come sono andate queste vicende. La Side Group era una società, questo però credo che possa essere facilmente riscontrabile, una società in decozione nella quale c'era ben poco da appropriarsi, si cercava di farla rinascere, e peraltro ci sono anche articoli giornali dell'epoca che ne parlano positivamente di questa nuova gestione, anche sindacati che prendono atto positivamente di questa nuova composizione societaria, e poi dopo è andata a finire così, tant'è che fratelli Bolognino, Sergio Bolognino è uscito subito da questa compagine societaria. Ecco, la Regione Veneto si costituirà anche nel processo, era già costituita qui in udienza preliminare. Sente il peso di questa presenza, il suo assistito che sta per affrontare il processo? No, è chiaro che, come dire, in qualche maniera eh, è importante questo tipo di costruzione da parte degli enti locali che se ritengono di essere stati lesi nell'immagine o altro, giustamente fanno una scelta processuale, non influenza le decisioni, le scelte, l'argomentare della difesa, fa parte delle dinamiche processuali, per cui non c'è niente di Ecco, particolare. il suo assistito ha lamentato una lesione del diritto alla difesa. Sì, abbiamo evidenziato il fatto che Bolognino Sergio, essendo detenuto a Nuoro da molto tempo, in quella casa circondariale non ha mai avuto la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici, il computer per chiarirci, ed eventualmente altri strumenti, dispositivi nei quali sono riversati gli atti del suo processo, e quindi lui, da quando si trova ristretto a Nuoro, non ha mai potuto consultare neanche un documento in formato elettronico di quelli che riguardano il suo procedimento che come sapete è composto da oltre 70 faldoni, e che quindi è praticamente impossibile trasferire fisicamente presso la casa circondariale di Nuoro. In più del fascicolo fanno parte intercettazioni telefoniche che Bolognino ha necessariamente bisogno di ascoltare, non può limitarsi a prenderne visione per iscritto. Tutto questo non è stato possibile perché la casa circondariale di Nuoro non ha ottemperato, tra gli altri anche all'ordine del GUP dell'udienza preliminare della dottoressa Zancan, che ripetutamente ha autorizzato Bolognino a utilizzare questi strumenti e sollecitato la casa circondariale
a mettere nelle condizioni il Bolognino di consultare gli atti. Questo non è stato possibile, l'abbiamo rilevato, ne prendiamo atto, andiamo avanti, speriamo che questa situazione si risolva. Grazie, avvocato. Grazie a lei, arrivederci.